guidi il tecnico del Camaiore, una partita secondo noi equilibratissima nel primo tempo, poi qualche episodio a vostro sfavore nella ripresa e poi non siete più riusciti a riprenderla. Come l'hai vista? Che considerazioni hai di questa partita? Sicuramente sì, l'approccio al secondo tempo non è stato come il primo e abbiamo pagato secondo me anche un po' fisicamente. E sì, c'è stato qualche episodio che ci ha penalizzato, però noi fondamentalmente non abbiamo giocato, non abbiamo espresso il solito toque del primo tempo, quindi è giusto i meriti che se le prenda Scandiano per la vittoria. Sarà una Coppa Italia, anche un campionato molto equilibrato, almeno sulla carta, lo si è visto stasera. Quali obiettivi avete voi? Il nostro obiettivo principale è quello di avvicinare gente al nostro palazzetto. La nostra intenzione è quella. Siamo una società giovane che abbiamo bisogno di crescere e di strutturarci. Quando sarà il momento poi penseremo a altro. Lasciamo a chi è in grado di fare certi salti i salti. Noi a ora cerchiamo di fare il nostro, divertirci, onorare l'impegno, massimo impegno e proporre un buon